Politici sotto l'ombrellone, ma politica tutt'altro che in ferie. Il centrodestra è in cucina, pensa agli ingredienti per i piatti elettorali del 2014 e del 2015, ma lascia il gran pentolone delle alleanze in piena ebollizione. Dentro ci sono l'autocandidatura di Flavio Tosi a leader di un futuro centrodestra, lo sfaldamento del PDL. Dal buon ritiro di Lussino, in vacanza ma non in ferie dalla politica, l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galana e ai fornelli, e una portata piuttosto importante l'ha già sfornata. Io sono pronto con una squadra pronta da mettere a disposizione del mio partito di Forza Italia, fatta di giovani, di gente che aveva un po' le mie caratteristiche 20 anni fa. Il suo partito è senza certezza alcuna Forza Italia. È necessario, è indispensabile, finalmente si torna a Forza Italia, finalmente si archivia quell'errore, lo si può dire che è stato fatto. La campagna ancora in campo per l'Italia è partita, Ferragosto invadeva i cieli del litorale, da pochi giorni ci sono i cartelloni pubblicitari in città. Detto ciò, per Galan il pentolone delle alleanze va comunque mantenuto su fuoco vivace. Un grande partito deve sempre cercare le alleanze. Nessun ricatto è possibile perché la Lega, spiega, da sola non può andare da nessuna parte, così come unico potrà essere il leader del centrodestra, Marina Berlusconi. L'autocandidatura di Tosi, dunque, è puro esibizionismo. Non c'è confronto, ma non c'è confronto proprio perché non esiste, perché il signor Tosi è il segretario regionale del suo partito. Se è così bravo, porti il suo partito al 50%. E voilà, servito anche un risotto alle ortiche.